un'impressione sul concerto di questa sera. Stupendo, meraviglioso, devo dire che è andato al di là di qualsiasi aspettativa. La condivisione, come ha detto il sindaco di Conegliano, e più umanità. Mi ha trasmesso amore, pace e serenità. Bellissimo, bellissimo, era la prima volta che partecipavo, molto bello. È splendida serata perché l'orchestra è veramente bravissima, la direzione, il coro, ma splendido il baritono e il soprano soprattutto. Ma volevo sottolineare la capacità e la padronanza della presentatrice che ha saputo coinvolgere il pubblico e presentare le arie d'opera introducendole in modo impeccabile e facendo partecipare il pubblico in modo attivo a queste meravigliose arie d'opera. Veramente una bellissima serata. Bellissimo, bravissimi, bellissimo. Programma anche un po' insolito, diverso dal solito, molto bello. Il direttore dell'orchestra era veramente bravo, l'orchestra era spettacolare in tutti i sensi, era veramente bella da sentire, i cantanti non ho nulla da dire, senza parole, veramente mi sentivo emozionato a sentire l'orchestra suonare in tutti i momenti, è stata veramente un'esperienza splendida. Fantastico, mi è piaciuto moltissimo, specie il regalo ultimo che ci hanno fatto perché lo cantava mia mamma, quindi è rimasta un'emozione. È stato bellissimo, veramente intenso, bello, finalmente qualcosa di bello anche qui. È un'emozione vedere sotto le feste tanta gente che si riunisce al Teatro Accademia. Devo dire che questo è una Conegliano viva, una Conegliano che punta alla cultura, una Conegliano che vive di cultura, e per questo siamo grati all'amministrazione e a tutti i partner che hanno sostenuto questa iniziativa. Questo da qui a crescere, speriamo siano sempre più appuntamenti costanti per questa città. Conegliano si sta affermando come un vivace centro per la musica classica. Grazie agli investimenti in cultura dell'amministrazione comunale e all'efficace organizzazione di volontari di Note in Cima, questo impegno ha portato a una partecipazione entusiasta del pubblico, testimoniata dai commenti positivi ricevuti all'uscita del Teatro Accademia dopo il concerto. È stata una serata meravigliosa, artisti di livello incredibile per un'accademia stracolma, un'accademia piena di sorrisi, ma anche tanta buona musica, tanta capacità di portare vicino alla gente quello che vogliamo, insomma un livello culturale alto, un livello culturale che faccia la differenza, un Teatro Accademia che torni come è sempre stato il punto di riferimento del territorio. Stiamo lavorando tanto per questo, chiudere l'anno così ci fa ben sperare per un 2026 che sia ancora un 2026 pieno di soddisfazione per tutti noi. Nella serata di giovedì 11 dicembre il pubblico ha potuto apprezzare le celebri opere di Donizetti, Bizet, Verdi e Rossini, eseguiti magistralmente dall'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, sotto la direzione del maestro Gerardo Felisatti. A rendere l'evento ancora più speciale hanno contribuito le doti canore del soprano Ilaria Monteverdi e del baritono Alex Martini, insieme al Coro Filarmonico Veneto e all'Accademia Tetracordo, creando un'atmosfera unica che ha lasciato il pubblico estasiato. Questa serata è stata anche l'occasione per celebrare la tradizionale festa degli auguri, un momento in cui l'amministrazione comunale rinnova il proprio legame con la comunità. Come ogni anno, la magia del Natale è tornata a far visita a Conegliano, ricordandoci i valori fondamentali, quali la famiglia, la solidarietà e il senso di comunità. In questo spirito di vicinanza, il pubblico ha avuto l'opportunità di contribuire con offerte destinate alla mensa dei poveri dei frati minori cappuccini di Conegliano, dimostrando che anche nei momenti di festa è importante non dimenticare chi è in difficoltà. Insomma, la combinazione di musica di alta qualità e impegno sociale sta trasformando Conegliano in un punto di riferimento per la musica classica e per la comunità, rendendo questi eventi non solo un piacere per gli amanti della musica, ma anche un'importante occasione di supporto per la solidarietà.